Buongiorno, buongiorno ai soliti temerari che il martedì, a martedì alterni ci seguono. Benvenuti alla quarta puntata di Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge. Veneto Legge si svolgerà il 30 di settembre, ma l'avvicinamento, il riscaldamento prevede anche queste trasmissioni che cercano di dar conto di quello che accade in regione rispetto alla promozione dei libri e della lettura. Sappiamo che il percorso che fate a martedì alterni è, dopo aver ascoltato pagina 3 su Radio 3, e quindi avrete ascoltato la lettura delle pagine culturali da parte di Marzia Coronati, passate subito al canale YouTube o alla pagina Facebook del Veneto Legge per ascoltare e vedere che cosa accade anche nella nostra regione. Con me stamattina c'è, come al solito, Oreste Sabadin. Ci sei, Oreste? Oreste, ci sei? Eccolo. Buongiorno Livio e buongiorno a tutti. Cambiamo, ecco. Grazie Oreste per questo stacco musicale. Ricordiamo che Magazine e la maratona di lettura è una manifestazione promossa dalla Regione del Veneto con il supporto dell'ufficio scolastico regionale e dell'Associazione Italiana Biblioteche sezione del Veneto e la collaborazione degli editori e dei librai veneti. Allora entriamo subito nella puntata di oggi che è ricca e varia. E Oreste Sabadin ha sentito per noi Ginevra Lamberti, scrittrice. Ha pubblicato l'ultimo libro Tutti dormono nella valle per l'editore Marsilio, ma noi la stiamo seguendo già dal suo primo libro, La questione più che altro. L'avevamo anche invitata a un incontro di un anno vissuto letterariamente, la giornata dei gruppi di lettura del Veneto. Sentiamo che cosa ha raccontato a Oreste Sabadin. Ginevra Lamberti, una scrittrice e redattrice di Domani. Ginevra Lamberti ha pubblicato 3 libri, La questione più che altro, Perché comincio dalla fine e l'ultimo pubblicato per Marsilio proprio nel 22, Tutti dormono nella valle. Allora, Ginevra Lamberti, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Stai partecipando a parecchie presentazioni di questo ultimo libro e anche a qualche festival, non so, a luglio mi sembra tu abbia partecipato a Gavoi in Sardegna. Allora, questi festival che chi organizza, chi partecipa come relatore o anche il pubblico sa che sono dei momenti particolari dove si crea un'atmosfera di predisposizione all'ascolto, allo scambio. Dopo, quando si ritorna nella quotidianità, cosa si riverbera, cosa resta nella vita editoriale degli autori, ma anche dei lettori stessi? Buongiorno Oreste, buongiorno a tutti. Sì, confermo che negli ultimi mesi le occasioni di incontrarsi a eventi e a festival, non solo per me ma anche per moltissime colleghe e colleghi, sono state davvero numerose e credo che si sia sentita proprio la volontà, il desiderio di incontrarsi di nuovo dopo le lunghe chiusure dovute alla pandemia. E non posso chiaramente fare un discorso universale che valga per tutti quanti perché non so che cosa succede nella vita di ognuna delle persone che partecipa a questi incontri, a questi eventi una volta che torna a casa, però sono davvero convinta e lo sono a maggior ragione dopo che il comparto culturale si è dovuto fermare in buona parte, almeno per quanto riguarda la parte degli incontri fisici così a lungo, che qualsiasi occasione per incontrarsi, per fare gruppo, per fare aggregazione attorno a un discorso di tipo culturale e artistico
non possa che riverberare positivamente, e non solo a livello individuale ma inevitabilmente anche a un livello più esteso, perché chiunque assorba cultura poi la porta a casa, la porta nei propri nuclei familiari a prescindere da come siano composti, la porta tra le sue amicizie e la porta nella sua comunità. Sullo scrivere invece, tu scrivi appunto, pubblichi dei libri, ma sei anche redattrice di quotidiani, forse anche di qualche rivista. E cosa è secondo te questa differenza di spazi, di tempi e di esigenze? Come le vivi queste differenze appunto? Sì, effettivamente io sono collaboratrice del quotidiano Domani e ho fatto anche altre collaborazioni con altre riviste, altre realtà, come per esempio l'anno scorso con Vanity Fair. In effetti il tempo della stampa è molto diverso rispetto a quello del romanzo, rispetto a quello che scorre la linea temporale che viviamo proprio internamente nella nostra testa quando pensiamo, elaboriamo e poi scriviamo concretamente un libro, un romanzo, una fiction. Scorre più lentamente, mi viene da dire, nel secondo caso, ma il fatto è che risponde a esigenze diverse. Noi nel caso di un romanzo, di una storia, dobbiamo creare ex novo un universo narrativo, a prescindere dal livello di finzione, se vogliamo utilizzare una specie di finzionometro, quindi a prescindere dal fatto che ci sia una forte componente autobiografica o di riscontro nella realtà o che sia invece quanto più spostato possibile verso la dimensione della fiction, in ogni caso stiamo creando un universo e questo richiede un tempo e io credo anche un livello di contemplazione, se vogliamo, differente. Dopodiché la dimensione della stampa, per quanto io non sia una giornalista ma sia una scrittrice prestata alla stampa e quindi mi sono occupata magari spesso e volentieri anche di temi legati oltre che alla letteratura e alla cultura anche alla dimensione del lutto per esempio e della negazione della mortalità, temi di cui mi sono occupata anche nel mio secondo romanzo. Ecco, quando l'ho fatto sul quotidiano Domani l'ho fatto sempre con un approccio da scrittrice, quindi questo c'è da dire. D'altro canto i ritmi restano comunque diversi, le esigenze sono diverse, ma ecco, penso che possa essere d'aiuto alternare le due dimensioni e che in un certo senso una cosa alimenta l'altra e funziona sempre così quando si scrive, quando si scrivono romanzi, quando si scrive per i giornali, quando ci si cimenta per esempio con le sceneggiature o comunque in generale con altre modalità, si assorbe e in qualche modo si porta un'esperienza nell'altra. Andando al tuo libro Tutti dormono nella valle, quello che mi ha colpito è il senso del tempo. La storia parte negli anni 70, ma in un luogo dove sembra che il tempo non scorra in maniera uguale tra le protagoniste, i giovani animali che vogliono un altrove diverso e invece chi nella valle ci vive da tempo. Sembrano delle realtà che mal si combinano tra loro, non si incrociano, non dialogano. Sì, questa differenza nello scorrere del tempo tra il mondo esterno e la valle era sicuramente una delle suggestioni che desideravo trasmettere scrivendo Tutti dormono nella valle e che spero di essere effettivamente riuscita a trasmettere, ovvero questa sensazione di scollamento tra un mondo, l'attualità di allora che accelerava improvvisamente, si parla della metà degli anni 70, vicende che sono venute principalmente tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 80, anche se poi ci sono dei flashback molto più indietro nei decenni e ci spingiamo fino ai primi anni 10, ma in ogni caso il cuore delle vicende si svolge appunto in anni di grandissimi cambiamenti, che è stato appunto quel decennio a cavallo tra metà anni 70 e metà anni
anni 80. Ecco, mi interessava che questo mondo, che era l'attualità d'allora, iniziava ad accelerare in modo impressionante, mentre invece si scontrava questa dimensione di accelerazione con ampi territori. Io ne ho considerato uno, però è qualcosa che è riscontrabile, è stato riscontrabile in generale nel territorio italiano, che comunque è una grande provincia, eccettuate le nostre due di fatto grandi città di riferimento. Ecco, in vasti territori c'è stata questa risposta sotto forma di negazione della velocità, negazione del cambiamento, negazione anche dei desideri, se vogliamo, portati avanti da questi nuovi esseri umani, queste nuove generazioni che volevano vivere in una maniera differente. Ecco, questo scarto nella gestione proprio del tempo, oltre che dello spazio, ha generato inevitabilmente delle fratture nella comunicazione, e quindi mi interessava sondare tra i vari temi anche questo, cioè in che modo una differente gestione del tempo può creare una frattura nella comunicazione e quindi anche negli effetti nelle famiglie. Anche il montaggio è giocato, ci sono degli anticipi, ci sono dei flashback, ci sono dei ritorni, dei rimandi. È funzionale a questo senso del tempo, oppure è una cosa dovuta così allo stile narrativo? Allora, di base io credo che la nostra percezione del tempo sia abbastanza limitata, e questa è una delle considerazioni. E d'altro canto, nel momento in cui io mi sono approcciata ai temi del romanzo, che avevano a che fare con un ampio bacino aneddotico che effettivamente riguarda sia la mia famiglia che persone affini e vicine alla mia famiglia, quindi non è un romanzo autobiografico, ma comunque affonda, prende ampiamente dal materiale autobiografico e lo trascende. Ecco, nel momento in cui mi ci sono approcciata mi sono resa conto che ero io nel presente che leggevo vicende del passato anche remoto, raccontate attraverso le parole di fatto delle persone superstiti. Ecco, questo già crea un cortocircuito temporale, perché significa che io ora sto rielaborando eventi a cui non ho assistito, che sono avvenuti molto tempo fa, e quindi di fatto sto modificando il passato. Se sto modificando il passato, allora ecco che nel momento in cui traspongo tutto in una dimensione romanzo, mi sento autorizzata a mescolare i piani temporali per chiarire che sì, stiamo vedendo il passato, ma lo stiamo vedendo dall'alto, in un certo senso, lo stiamo vedendo dal presente, anche se siamo immersi nella storia. E la mia soluzione per gestire questo tipo di linea temporale in cui le carte sono un po' mescolate è stata quella di, in un certo senso, stabilire un patto con il lettore, la lettrice, indicando con molta chiarezza all'inizio di ogni capitolo e di ogni paragrafo dove ci trovavamo da un punto di vista del tempo, quindi l'anno preciso in cui ci troviamo mentre si stanno svolgendo i fatti narrati. E questo per me era importante da un punto di vista della trasmissione della chiarezza. Sistemata questa parte, quella del patto con il lettore, io penso che poi si possano fare moltissime cose dal punto di vista della gestione della struttura. Fuga o finta fuga o tentativi di fuga dal luogo di origine, tra attaccamento e bisogno di autonomia. Sì, in Tutti dormono nella valle noi vediamo molto spesso personaggi in movimento, quasi sempre, specie quelli più giovani, si spostano in continuazione e si spostano spesso e volentieri lontano dai propri luoghi di origine, dai propri paesi, dalle proprie comunità, dalle proprie famiglie e dalle proprie case. Io credo che spesso abbiamo associato questo desiderio, questa volontà e anche poi questa applicazione pratica del desiderio di allontanarci dai nostri luoghi d'origine a un
qualcosa di tetro e di mortifero, mentre invece muoversi, spostarsi è insito nell'essere umano, è una delle nostre caratteristiche principali. Noi ci muoviamo alla ricerca di qualcosa, ci possiamo muovere perché non abbiamo letteralmente altra scelta, perché ne va della nostra vita o del nostro benessere, e ci muoviamo a volte anche per istinto, per tensione verso il cercare qualcosa di diverso. E quindi io credo che in realtà il desiderio di allontanarsi dal proprio luogo di origine, che non necessariamente corrisponde a rinnegare il proprio luogo di origine né tantomeno la propria famiglia, sia tutt'altro che qualcosa di tetro e di mortifero, sia al contrario una spinta verso la crescita, verso l'evoluzione, verso il cambiamento e quindi verso la vita. Ringraziamo Ginevra Lamberti per essere stata con noi, per averci raccontato queste cose sul suo romanzo, ma anche su altri aspetti della vita editoriale, letteraria, e grazie ancora per essere con noi e buone letture a Ginevra. Ciao. Grazie. Parlava Ginevra Lamberti di muoversi nello spazio. Allora, velocissimamente due libri: Stranieri sul Molo di Tash Au, ad editore, un malese di origine cinese che ora vive a Londra. Grazie al suo volto è sempre scambiato per un cittadino di altri paesi con diverse avventure rispetto a dove va, nel bene e nel male. Invece un muoversi da adulto consapevole, io cammino da solo al Sanda Beltrame, è di Ciclo Editori, è molto diffuso adesso il camminare, e il camminare e lo spostarsi. Abbiamo parlato di libri con Ginevra Lamberti, libri che sono fatti di carta, ma cambiamo un attimo materiale ed oggetto. Lo vedete tutti, questo, sì, bravi, l'avete riconosciuto, è un chiodo. Un chiodo che va fissato con il suo attrezzo adatto. Una volta fissato sul muro diventa un chiodo fisso. I vecchi muratori lo chiamavano ciodo da muro che serviva proprio per fissare le cose sul muro. Ma alle volte i chiodi fissi si trovano anche in altri posti e magari nella testa. Sono idee, sono progetti, sono dei desideri. A volte questi desideri, questi progetti vengono realizzati. È il caso della libreria Chiodo Fisso di San Vendemiano. Sentiamo cosa ci racconta Irene Rosolán. Ne parla con lei Livio Vianello. Eccoci con Irene Rosolán, libraia della libreria Il Chiodo Fisso di San Vendemiano in provincia di Treviso. Il chiodo fisso, da dove arriva questo nome? Qual è il chiodo fisso di una libraia? Allora, il chiodo fisso arriva nel momento in cui appunto dovevo scegliere il nome da dare alla libreria. Non volevo un nome che contenesse parole o allusioni a libri, pagine o insomma al mondo editoriale, e facendo proprio brainstorming, iniziando a pensare a nomi anche che non c'entrassero proprio niente, sono arrivata a Chiodo Fisso, che mi sembrava comunque anche semplice da ricordare, espressione che tutti usano, e ho detto ci sta. E ci sta anche perché i libri sono sempre stati un po' il mio chiodo fisso, nel senso la mia passione, e fin da giovanissima dicevo, boh, chissà, magari aprire una libreria, ma era una cosa che rimaneva sempre lì nel cassetto, e alla fine è uscita, ce l'ho fatta uscire e eccomi qua. Beh, il chiodo fisso a volte, no? È come un tarlo, alla fine scava il buco e quindi si raggiunge anche l'obiettivo. Nella tua pagina social ho visto che una delle tue vocazioni, di solito noi immaginiamo la libreria stanziale, ferma, fissa, come un chiodo,
E invece ce l'hai anche alle spalle, noto una bicicletta, un carretto. Ogni tanto tu attacchi il carretto alla bicicletta e dove va la libreria? Che pubblici incontra? Allora, adesso appunto sto sperimentando, sono in fase di sperimentazione per capire dove posso andare, dove mi vogliono e dove riesco ad arrivare, visto che comunque non è elettrica e devo pedalare. E al momento sono andata principalmente in centri estivi o scuole dell'infanzia, quindi appunto a portare libri e poi leggere e raccontare storie insieme ai bambini e alle bambine. Mi è capitato di andare alla sagra qua del paese di San Vendemiano, a cui ho chiesto appunto se potevo mettermi in un angolino e hanno accolto la mia richiesta. Ho fatto un paio di feste private. Ma per dire, in questi tuoi vagabondaggi in bicicletta, ad esempio alla sagra, come ti hanno accolto? Cioè il pubblico della sagra che si trova davanti una libraia ambulante, che cosa dice? Allora, c'era chi era proprio indifferente, o almeno sembrava indifferente, nel senso mi passava davanti o di fianco e sembrava non accorgersene neanche. Le persone più curiose erano naturalmente i bambini e le bambine, che si avvicinavano e poi volevano che leggessi qualche storia, o prendevano il libro che loro sceglievano e lo portavano dai genitori chiedendo che venisse acquistato. Oppure qualche adulto che mi chiedeva appunto, che ancora non mi conoscevano, mi chiedevano dove avevo la libreria. E vabbè, ovviamente siccome il carrellino è piccolo e non posso portare tutti i libri che ho in libreria, devo fare sempre una selezione, un po' in base a dove vado, cerco di pensare a quale potrebbe essere il pubblico e il target e seleziono i libri in base a quello. Quindi avevo una serie di libri sul territorio, sia romanzi ma anche di camminate o in consiglio in montagna, e quelli erano quelli che hanno riscosso più successo. Nella tua libreria avete anche un gruppo di lettura? Che cosa state leggendo in questo periodo? Questo, Ragazza da un altro, di Bernardino Evaristo, che ero un po' titubante a proporlo perché non sapevo come sarebbe stato accolto da alcune, invece è piaciuto. E l'altro saggio è questo, che è di filosofia, è L'alba dei nuovi dei. Loro sono Andrea Colamedici e Maura Gancitano. E per chiudere, la libraia invece che cosa sta leggendo? Che cosa ha sul cassetto o sul carrellino? Ho appena finito questo. Sempre una casa editrice piccola e indipendente, nata da pochi anni, Eva dalle sue rovine, Ananda Devi, l'autrice, che è un'autrice africana delle isole Mauritius. È stata una bella scoperta, e la casa editrice è Utopia Editore. Benissimo, allora grazie Irene. Diciamo a tutti, fate attenzione se vedete una bici con carrellino, potrebbe non nascondere delle borracce ma anche dei libri se siete in zona di San Vendemiano. Grazie, arrivederci, buon lavoro e buone pedalate. Ciao a tutti, ciao a tutte. Rieccoci, grazie a Irene. Ecco Oreste, siamo pronti per la rubrica che tutti state aspettando, lo sappiamo con trepidazione. Parte la locandiera, primo atto. Dove ci porti, Oreste? Allora, primo appuntamento è a Sospirolo per la settimana senza TV, la 16ª edizione dal 9, quindi da oggi al 15 agosto. Sono delle iniziative rivolte ai ragazzi e per tutte le informazioni potete rivolgervi alla biblioteca del comune di Sospirolo. Ci sono 100 posti disponibili a ingresso libero.
Allora, possiamo cambiare provincia anche e andiamo a Vicenza, questa volta all'aria aperta. C'è questa da Asiago escursioni e autori sull'antica strada del Costo. Tutte le domeniche, il 7, il 14 e il 21 agosto, a cura di Montagna Solidarietà APS di Quinto Vicentino. Prenotazione obbligatoria. Tra gli autori, vi cito alcuni, ci sarà invitati da Daniele Zovi, Tarcisio Bellò, Giorgio Spiller, Paolo Malagutti. Si cammina, si discute, si ascolta. Andiamo invece adesso verso il mare, anzi decisamente al mare, a Jesolo, che continua Jesolo Libri 2022 a cura del Comune di Jesolo e della Biblioteca Civica. Questa volta segnaliamo che l'11 agosto alle ore 21 in piazza Marconi ci sarà Paolo Malagutti che presenta il suo libro Il Moro della Cima. Tutti, come sempre, le informazioni alla biblioteca o al comune di Jesolo. Restiamo a Jesolo, ma decisamente in riva al mare. Per chi ha voglia di svegliarsi presto, di ascoltare delle poesie, continua la poesia all'alba, le parole immaginate. Questa volta il 12 agosto alle 6:45, così vedete anche sorgere il sole, a cura dei Teatro dei Pazzi. Lo stesso qui per le informazioni, scrivete al Teatro dei Pazzi o visitate il loro sito teatrodeipazzi.com. Ci spostiamo in provincia di Vicenza, esattamente al comune di Brogliano, che ha organizzato una mostra fotografica dedicata a Luigi Meneghello. Come sapete, il centenario di Luigi Meneghello è anche tra i temi segnalati per la maratona di lettura al Veneto Legge 2022. Questa è una mostra fotografica con persone e luoghi nei libri di Luigi Meneghello. È un progetto di Adriano Marchesini e Paola Dallariva e si svolge nei locali della biblioteca di Brogliano. Per informazioni rivolgersi alla biblioteca di Brogliano. Chiudiamo qui il primo atto e allora, mentre tra il primo e il secondo atto prendete un po' di respiro per questa trama avvincente, adesso entriamo nella seconda parte del nostro magazine, andiamo a rovistare nel magazzino di idee del Veneto Legge e andiamo a rovistare due progetti. Oreste ha sentito Stella Nosella, che oltre a essere una scrittrice e un'editrice, è anche direttrice artistica di un festival di letteratura per ragazzi che si svolge a Portogruaro, che ha come titolo Porto Immaginario. Sentiamoli. Diamo il benvenuto a Stella Nosella, autrice di libri per ragazzi, organizzatrice e responsabile editoriale della sezione ragazzi della casa editrice L'Orto della Cultura. L'abbiamo chiamata in qualità di direttrice artistica di Porto Immaginario, che si è svolto a Portogruaro il 24 aprile fino al 1 maggio, per la seconda edizione. Allora, Stella Nosella, grazie intanto per essere qui con noi. Come nasce Porto Immaginario? Porto Immaginario nasce da una visione che il Comune di Portogruaro, unitamente all'Ufficio Cultura, alla biblioteca e nel mio caso io come autrice, ha avuto e ha voluto realizzare, pensando alla nostra città come un salotto di cultura dove accogliere, in questo caso, i piccoli lettori. Portogruaro quindi è una città d'acqua? Sì, la nostra città è attraversata dal fiume Lemene ed è storicamente un porto che consentiva appunto l'approvvigionamento insomma delle materie prime da parte del mare, quindi da Caorle si arrivava qui e poi all'entroterra. Bene, quindi da Porto a Porto Immaginario il passo è breve. Allora, dove si svolge Porto Immaginario? All'interno della città, immagino? Sì, Porto Immaginario si svolge all'interno della città di Portogruaro e abbiamo diversi palazzi che ospitano i vari autori. Quest'anno li abbiamo divisi per fasce d'età. Uno delle nostre
serate di punta è quella al Teatro Russolo, dove quest'anno ci sono stati davvero dei grandi eventi. Bene, e a chi si rivolge esattamente? Ai ragazzi o anche alle famiglie, agli insegnanti? Allora, Porto Immaginario si svolge in 2 tempi. Uno è quello dedicato alla scuola, che va dal lunedì al venerdì, in cui gli autori sono i protagonisti, vengono invitati in classe nelle scuole del mandamento, e anche ci stiamo estendendo un pochino di più. E quest'anno appunto abbiamo avuto anche un gemellaggio della città di Bari, che ha partecipato con una classe di una scuola media del liceo Amedeo d'Aosta. Quindi ci stiamo accogliendo altri porti come quello di Bari. Bene, certo. E nel weekend invece c'è il festival aperto a tutti, famiglie, bambini, ragazzi. La nostra età va dagli 0 ai 99, però i libri proposti sono libri che arrivano sulla fascia d'età 3-14 anni. Bene. Puoi citare qualcuno degli ospiti, dei relatori che sono stati con voi quest'anno? Certamente, tra gli ospiti abbiamo avuto diversi premi Andersen e dei premi Strega Ragazzi. Guido Sgardoli, che è il nostro autore di Treviso, è stato presente, c'è stato Manlio Castagna, c'è stata Mariana Balducci, recente super premio Andersen con Io sono foglia, e ci sono stati tantissimi artisti, e abbiamo avuto anche la mostra mercato del libro il sabato e domenica con gli stand degli editori. Bene, quindi si allarga sempre di più la presenza in città, che ha un bellissimo centro storico, tra l'altro, Portogruaro. Credo sia proprio adatta ad accogliere questo genere di manifestazioni culturali. Senti, state pensando alla prossima edizione, alla terza edizione? Sì, allora ci stiamo ovviamente pensando, perché un festival di questa portata richiede davvero molto tempo per essere organizzato come si deve. Stiamo attendendo appunto il via libera, perché come tutte le manifestazioni gestite appunto dalle città e dai comuni, ci sono delle tempistiche da rispettare, ma noi confidiamo di poter a pieno regime entrare ufficialmente nel 2023 con la terza edizione. La seconda edizione ha visto tra l'altro la prima edizione di un premio importante, questo premio Bettoni per l'illustrazione. Esattamente. Nicola Bettoni è stato un tipografo all'avanguardia per i suoi tempi, al quale abbiamo dedicato la nostra biblioteca civica. In questa occasione quindi è stato istituito il premio Bettoni per l'albo illustrato, che premia i migliori albi illustrati dai 3 agli 8 anni. Quest'anno hanno partecipato 34 editori da tutta Italia, e abbiamo avuto un premio speciale alla carriera conferito dal signor Nespolon, che nell'occasione ha donato ben 100 testi stampati proprio da Niccolò Bettoni, quindi è stata una donazione davvero inestimabile e preziosa. Benissimo, senti, i partner di questa vostra iniziativa quali sono? Allora, abbiamo diversi sponsor che ovviamente ringraziamo sempre e gli dobbiamo molto. I nostri partner sono Rai Radio Kids, Rai Ragazzi, che appunto sono i nostri media partner. Collaboriamo con il portale Kid Pass Italia e ovviamente a stretto contatto con le associazioni del territorio. Benissimo, questi partner poi ti seguiranno anche in altre tue attività? Sì, sì, le mie attività in Veneto sono diverse, appunto ho preso molto a cuore l'essere testimonial del Veneto Legge, quindi la promozione della lettura nella mia regione. Ci sarà il 24 settembre, daremo conferma ufficiale tra poco, una rassegna letteraria nella città di Venezia, però di quello vi parleremo magari più avanti. Certo, avremo modo di riparlarne. Allora io adesso direi che possiamo salutarci e ringraziarti per queste informazioni. Ti auguriamo buon lavoro per la terza edizione e buona fortuna. Grazie. Buone letture a voi e invito tutti anche a una visita alla città di Portogruaro, che vale sempre la pena. Va bene, grazie Stella Nosella, a presto. Grazie. Allora,
Per i navigatori, avete visto questa città d'acqua, Portogruaro, dove si svolge Porto Immaginario? Immaginiamo allora di scendere per il fiume Lemene fino a Carlo, come diceva Stella Nosella, e andare verso sud, più o meno a Jesolo, e riprendere un altro fiume, il fiume Sile. Dove ci porta il fiume Sile? Ci porta in una zona del Trevigiano dove ci sono le biblioteche del Polo Bibliomarca. Cosa hanno fatto queste biblioteche? 11 di queste biblioteche, in collaborazione con Leggere per Leggere, hanno realizzato un progetto che si chiama Qui si legge, con il finanziamento di un bando del CEPEL, il bando per le città che leggono, città che legge. Allora, Livio Vianello ha parlato con il progetto Qui si legge. Sentiamo cosa ci raccontano. Eccoci con Enza Carbonere della biblioteca di Roncade. Quest'oggi però è rappresentante capofila di un progetto Qui si legge, che ha vinto un bando del CEPEL. Tra le variazioni, Qui si legge è un progetto piuttosto articolato. Una delle cose che ci hanno colpito è questa idea delle staffette della lettura. Ce ne puoi parlare, Enza? Allora, grazie di aver messo uno sguardo su di noi, su queste 11 biblioteche che hanno rischiato in questo progetto fantastico nell'ideazione e devo dire, seppur faticosissimo, fantastico anche nella realizzazione. Un progetto che vede 11 biblioteche e Leggere per Leggere, questo è il coordinamento dei lettori professionisti del Veneto. Esperienza straordinaria perché arriva a fagiolo, se possiamo dire, nel post-Covid. Il Covid per 2 anni ci aveva azzerati a livello nazionale. Grazie ai vari DPCM, le biblioteche erano rimaste chiuse, riaperte a porte chiuse, quindi ci hanno isolato da quella quotidianità che noi avevamo con i nostri utenti, e l'aver vinto questo progetto ci sta permettendo dei fondi straordinari per ritornare al contatto con la gente. Cuore di questo progetto è andare in mezzo alla gente, e le staffette, questi temerari come li chiamiamo noi, sono semplicemente dei cittadini che si sono resi disponibili. E abbiamo, ogni biblioteca ha più o meno chi 15, chi 20 volontari. Li abbiamo fornito, proprio grazie ai fondi che ci ha dato il CEPEL, una bicicletta straordinaria, una cargo bike, che ha una visibilità notevole, incuriosisce la gente quando va in giro. È bella, è colorata, hanno le loro magliette da volontari e si mettono in gioco. E la cosa bellissima, stiamo già avendo più richieste, noi ne abbiamo già assolta una, di comuni limitrofi. Fortuna che le biciclette sono elettriche e quindi no, anche lo spostamento è possibile. Allora, le biciclette sono elettriche, ma devo dire che nella maggioranza dei casi, sto sentendo anche i colleghi, molte vengono usate in muscolare. Ecco, se tu dovessi individuare, al di là di questo aspetto della bicicletta che è anche sfizioso, no? Oltre a essere efficace, come stiamo vedendo, un altro cuore del progetto, quale individueresti? Io credo che l'altro aspetto forte come risultato che sto vedendo di questo progetto sia il valore della rete. Noi siamo già un polo bibliotecario fatto di 25 biblioteche. Polo Bibliomarca sono 25 biblioteche. 11 di queste, con un lavoro negli ultimi anni, avevano ottenuto il titolo di città che legge. Quindi abbiamo potuto partecipare al bando. Nonostante avessimo alle spalle
anni di attività, di lavoro insieme con altre progettazioni comuni, questo ci sta dando un ulteriore risultato. Sta mettendo prima di tutto noi professionisti in gioco su metodiche che devono essere migliorate, le stiamo testando anche per poterle a nostra volta professionalmente consigliare ed indicare ad altri colleghi. Altrettanto valore sta avendo il rapporto, le sinergie di tipo politico, cioè delle amministrazioni, dei singoli amministratori. Ad esempio, dentro al nostro progetto non si parla solo di libri, si parla di piste ciclabili dove vanno queste staffette, per cui abbiamo una mappa interattiva che abbiamo appena realizzato, che posso far vedere in una piccola anteprima, e sono le ciclabili della lettura. Siamo già stati contattati da moltissimi altri comuni perché ci stanno chiedendo di poter collegare le loro piste ciclabili alle nostre, a questo progetto. Valore aggiunto che ci è stato riconosciuto dal CEPEL, che ci ha invitati a, mamma mia, amnesia, ad Assisi. È stato fatto ad Assisi e noi abbiamo fatto, il nostro intervento è stato fatto proprio sul valore della rete in questo progetto, anche perché noi chiuderemo il nostro progetto con un patto di lettura intercomunale. E allora ci vediamo dentro alla maratona, buon lavoro e grazie ancora. Anche a voi, Ciao. grazie, arrivederci. Ed eccoci, dopo aver sentito due progetti, al secondo atto, all'agognato secondo atto della nostra locandiera. Dove ci porti, Oreste? Dove ci porti? Allora, adesso c'è un posto un po' particolare dove ci porta la biblioteca di Montebelluna, e che sono le letture da bagno. Un palco allestito e una manica di racconti letti tra una chiacchiera con il pubblico e l'altra. Quando, va bene, è cominciata a luglio, i martedì 5 e 26, ma i prossimi incontri saranno martedì 16 e martedì 30 agosto. Andrea Alfieri presenta proprio questo progetto, sono degli spettacoli live con accompagnamento musicali dedicati a chi? A chi nelle pagine di un libro cerca una via di fuga verso nuovi mondi e nuove dimensioni parallele. La parola chiave è la leggerezza. Allora, appuntamenti con le letture da bagno alla biblioteca di Montebelluna, nel plateatico del Caffè Letterario alle ore 19, e passiamo invece in provincia di Rovigo. Per chi vuole scoprire la biblioteca civica Bronziero di Badia Polesine, ci sono degli incontri. Il prossimo sarà organizzato il 17 agosto alle ore 21, e così ci potrete scoprire questa biblioteca, incontrare nuova gente e scoprire, anche sentire cosa c'è, quali sono i servizi, e è collegato ad altri eventi ferragostani del comune di Badia Polesine. Cambiamo provincia, ritorniamo in quota un po', a Belluno esattamente. C'è tutta una rassegna dedicata ai 50 anni della morte di Dino Buzzati, che si chiama Buzzattiano, a cura dell'associazione Villa Buzzati. Segnaliamo in particolare un appuntamento del 26 agosto alle ore 18:30 nel giardino di Villa Buzzati, in collaborazione con le biblioteche bellunesi, una lettura a più voci di racconti di Dino Buzzati con Margherita Stevanato e Pino Costalunga. Tutte le informazioni potete trovarle sul sito www.villabuzzati.com. Ultima segnalazione della serie,
non avviene in Veneto, ma è una collaborazione tra la Regione del Veneto, la città di Asiago, la provincia di Trento e il comune di Riva del Garda, è la consegna del premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle Alpi, venerdì 2 settembre, ore 17:30 a Riva del Garda. Proprio di questo premio ne avevamo parlato l'anno scorso in occasione di trasmissioni simili che abbiamo fatto per la maratona di lettura del 2021 con Sergio Frigo, che è il presidente del premio letterario Mario Rigoni Stern. E abbiamo parlato di Mario Rigoni Stern anche con Giuseppe Mendicino, che è il biografo di Mario Rigoni Stern. Perché ne avevamo parlato? Perché l'anno scorso era il centenario di Mario Rigoni Stern e ovviamente era inserito questo centenario nei temi della maratona di lettura. Questi filmati li potete ancora trovare nel sito, nel canale YouTube del Veneto Legge, insieme anche a queste trasmissioni che stiamo facendo quest'anno. Per Sergio Frigo c'è i premi letterari, racconti del territorio, invece Giuseppe Mendicino proprio una trasmissione dedicata ai centenari. Ecco, abbiamo chiuso qui la locandiera. Beh, è sempre un momento che ci dà una certa pena chiudere la locandiera. Vorremmo il terzo atto della locandiera, il quarto atto della locandiera, ma ci stiamo lavorando. Ecco. Senti, c'è una segnalazione da fare, se non sbaglio, sulle librerie di qualità. Sì, il Ministero ha diramato la lista delle librerie di qualità e le librerie venete, devo dire, sono decisamente molte, e nelle prossime puntate sentiremo senz'altro delle librerie, ma anche i rappresentanti di categoria, per raccontarci in che cosa consiste questo riconoscimento di libreria di qualità e continuare la nostra esplorazione all'interno del mondo delle librerie. Sì. Nelle prossime puntate cogliamo l'occasione per dire che la prossima puntata abbiamo invitato i nostri ospiti alla prossima puntata, che doveva essere il 23, ma erano tutti in vacanza, quindi abbiamo pensato di andare in vacanza anche noi. E so che qualcuno si strapperà i capelli per questa cosa, ma la spostiamo solo di una settimana e quindi martedì 30 ritorniamo con la quinta puntata di Magazine. E adesso, dopo aver ascoltato dei progetti, una scrittrice, una libreria, ascoltiamo, Oreste ha sentito Livia Rocchi, che oltre a essere una scrittrice si occupa di scrittura creativa ed è editor. E quindi sentiamo un po' che cosa ci racconta Livia Rocchi. Siamo qui con Livia Rocchi, autrice per libri per ragazzi, editor e tante altre cose. Cominciamo da questo aspetto delle tue attività. Allora, vedo lì anche una copertina che conosco, Cavalieri di Fiori, è un libro che ho qui con me, Cavalieri di Fiori, è un libro illustrato e edito da Cammello Zampa nel 2021. Chiediamo a Livia Rocchi, che anche ringraziamo per la sua disponibilità, cos'è Cavalieri di Fiori? Perché questo titolo? Intanto grazie a te dell'invito e grazie a chi ci ascolterà. Allora, Cavaliere di Fiori è un albo illustrato, appunto, però divulgativo, quindi una non fiction, racconta cose reali, anzi, o meglio, racconta cosa sono gli alberi e come mai ci fanno da cavalieri. Quindi innanzitutto cos'è il cavaliere? Il cavaliere, il cavaliere ideale è quello che si sacrifica per proteggere i più deboli, e gli alberi sono per noi esseri umani questa cosa dall'inizio dei tempi, perché ci forniscono l'ossigeno, il nutrimento, l'ombra, quindi veramente la vita, per dirla in una parola, e quindi sono i nostri cavalieri, i nostri paladini. Ci forniscono medicinali per molte malattie, no? Quindi veramente sono i nostri cavalieri.
E io ho cercato di raccontarlo partendo dalle leggende, quindi l'ulivo nella leggenda di Atena e Poseidone che si contendono Atene e lui fa vincere Atena, da bravo paladino, per arrivare a quello che hanno fatto nella storia realmente, gli alberi, le piante per l'essere umano, fino a quello che potranno fare in futuro, quindi il loro modo di essere nostri cavalieri, ma anche noi cavalieri difensori degli alberi. È composto così, le illustrazioni e i testi sono composti in una maniera abbastanza originale, no? Come avete pensato, questa con l'illustratrice che la citiamo è Elisa Macellari, come avete pensato di mettere insieme queste pagine così articolate? Facendo 6 mesi di ricerche su come gli alberi sono nostri cavalieri, sia nell'immaginario che nella realtà, ho trovato tante informazioni, a volte anche molto complesse, da spiegare, molto lunghe, per cui ho deciso io di fare delle pillole in cui dare un indizio, un seme, proprio piantare un seme, in modo che poi chi legge sia tentato di fare ricerche e magari approfondire sui temi che lo hanno incuriosito, stupito di più. Quindi il mio lavoro è stato quello di riassumere proprio all'osso le cose che mi facevano dire wow, che interessante, e strutturarle in un certo ordine, sia storico che geografico, che non è stato facile, per cui mettere i testi in piccoli box mi ha aiutato, era indispensabile per fare questo. Sì, sono tutti piccoli inviti ad approfondire, perché ovviamente in una piccola frase non si possono dire tante cose, però sono degli inviti, no? Guardate che nel 1700 è successo questo, oppure collegare delle piante a dei fatti storici o dei territori, un bel esercizio, no? Di mettere insieme le cose e di stimolare. Io spero veramente di aver piantato il seme, letteralmente, perché i lettori di questo libro, che spero non siano solo bambini, io l'ho proprio pensato per famiglie, perché è adatto proprio per stimolare la curiosità anche degli adulti, e quindi spero che poi si vada magari anche insieme a cercare di approfondire i tantissimi temi che ho trattato. Benissimo, senti, ci sono anche degli inviti a dei comportamenti, no? Per i lettori. Sì, verso la fine soprattutto, e comunque cose che stiamo cercando di fare al di là di quello che è scritto nel libro, con dei piccoli concorsi. Per esempio c'è stato quello Diventa cavaliere o paladina di fiori, che è stato indetto da Camillo Zampa, in cui si invitavano i lettori a raccontarci cosa faranno, cosa vorrebbero fare loro per diventare cavalieri o di fiori, paladine, per proteggere quindi anche un solo albero. E sono arrivate delle proposte veramente molto belle. Poi altre cose cercheremo di farle, oppure potrebbero farle proprio gli insegnanti se volessero portare questo libro in classe, e quindi domandare cosa possiamo fare noi, e anche lì c'è veramente un mondo da scoprire immenso. Certo. Senti, hai fatto varie presentazioni di questo libro. Qual è la reazione del pubblico? È stata positiva, sono stata molto contenta. Poi ogni presentazione è diversa anche rispetto all'ambiente in cui la fai. Per esempio ne ho fatta una all'Orto Botanico di Padova, che è citato all'interno del libro, quindi Inception, perché è il più antico orto botanico del mondo che si può ancora visitare, per esempio. Quindi è stato molto carino e bello farlo lì proprio in presenza dei nostri cavalieri di fiori, e poi andare a esplorare, a vederli, a toccarli. Quella è stata forse la più bella, più immersiva. So che tu ti occupi di laboratori di scrittura. Per chi li fai e dove e come funzionano? Sì, faccio anche i laboratori. Fino a pochi anni fa, prima del Covid, li facevo soprattutto nelle scuole, soprattutto la secondaria di primo grado, e con i ragazzi. È bellissimo, divertentissimo. E anche convinta che farli con i ragazzi fosse più bello, più importante, più stimolante. Poi ho cominciato a farne con l'Università Popolare di Mestre, in particolare per adulti, e lì mi si è aperto un mondo anche di fiducia nei confronti degli adulti, che forse un po' avevo perso, per quello che mi ero messa a scrivere per ragazzi. E quindi appunto laboratori di scrittura in cui io spiego sì le tecniche che esistono, le regole, tra virgolette, gli aiuti per scrivere meglio, e poi stimolo appunto a scrivere dei brevi testi che poi vediamo insieme. E ne faccio sia appunto con l'Università Popolare di Mestre, che proprio per conto mio, tutti online ormai, perché purtroppo è il modo ormai più sicuro per poterli fare, che però apre anche a persone magari distanti. Quindi mi trovo anche partecipanti da Amburgo, dalla Francia, anche oltre che a quelli che magari ho a 20 km da casa mia.
e soprattutto ho visto che sono serviti tantissimo per creare dei gruppi, per cementare delle relazioni invece di lasciarle sfilacciare un po' per non potersi vedere, e mi hanno dato delle soddisfazioni veramente enormi. Maratona di lettura, il Veneto Legge 2022, temi principali sono letteratura di collina e letteratura di montagna. Hai qualche libro lì sotto mano? Eccolo qui, ho un fratellino di Cavalieri di Fiori, perché nella stessa collana, sempre albi divulgativi, la collana Il Sinapsi di Camillo Zampa, si intitola, non so se si vede bene, 1 milione di ostriche in cima alla montagna. Come hanno fatto le ostriche a finire in cima alla montagna? Si può dire una persona che magari non se ne intende di geologia. Ecco, il libro parla di geologia, quindi di come anche si sono formate le montagne, le colline, e di come mai troviamo cose che adesso ci sembrano impossibili, perché sappiamo benissimo che i pesci e le ostriche non vivono in montagna, ma nei fiumi, nei laghi, nei mari. Come mai li troviamo nelle cime delle montagne? Il libro ce lo spiega e ci fa vedere anche quanto è importante conoscere le cose nella loro complessità, quanto tempo ci ha messo la Terra per arrivare a questi cambiamenti incredibili che a noi, piccolo puntino nel tempo, sembrano senza motivo. Il libro ce li spiega, ci aiuta a guardare le cose bene, a capirle, che è molto importante in questo periodo storico in cui stanno succedendo tante cose. Non è importante solo capire il cosa, il come, ma anche in quanto tempo, perché, cosa si può fare. Quindi questa infarinatura di geologia apre veramente a chi magari non ha già qualche conoscenza delle prospettive molto interessanti e molto utili, parlando di ostriche in cima alla montagna. Benissimo, mi sembra davvero interessante e utile questo modo di vedere le cose e anche questa volontà di diffusione delle notizie, delle informazioni. Io direi di chiudere qua, ringraziamo Olivia Rocchi per questa intervista, per le sue informazioni che ci ha dato, diventiamo tutti cavalieri di fiori e stiamo attenti alle piante e cerchiamo di dare il nostro contributo. Grazie Olivia Rocchi, a presto, buone letture, buona estate. Ciao. Grazie a te e buona estate a tutti. E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, della quarta puntata del magazzino di idee. Dove sei, Oreste? Ma Livio Vianello, tu sai quale è il cavaliere di fiori più famoso e generoso d'Africa? Sarà il Moabi? Come? Moabi? No, quel libro dice una cosa diversa. Anzi, dice che anche è facile. Allora è il Baobab. Dai. Il Baobab, albero nazionale del Madagascar, del simbolo del Senegal. Beh, vedi che leggendo il Cavaliere di Fiori si mettono a posto alcune cose. Prego, stavi dicendo che stiamo alla fine di questo numero di... Sì, siamo alla fine del nostro quarto magazine e per la prima volta stiamo sotto all'ora, come ci eravamo ripromessi. Come ci lasciamo? Ci lasciamo dandoci appuntamento naturalmente al 30, segnatelo sulle vostre agende, ringraziando chi ci ha seguiti finora in diretta, i soliti temerari, ma anche quelli che ci seguono poi in streaming, i 140, più di 140 che ci hanno seguiti nella puntata numero 3. E vuoi chiudere tu, Oreste? Sì, ci penso io a sforare l'ora perché volevo adesso condividere lo schermo solo per... ecco un attimo, perché ci sono delle piccole operazioni da fare. Ecco qua, siamo sul sito della Maratona di Lettura. Qui ci sono tutti i pulsanti per iscrivere i vostri appuntamenti, riscaldamento, eccetera. Qui in alto, vedete, nel menu. Ma come chiusura, questa volta vi faremo vedere il filmato promozionale, così chiudiamo invece che con la sigla con questo filmato. Allora, grazie a tutti, grazie Livio e buon agosto e ci sentiamo il 30. Magazine.
Pronti? Partenza, via!